che io fin dalle prime volte ne abbiamo parlato. Io mi ricordo eravamo un'iniziativa, mi capitò casualmente, c'era la festa del PD da Badia se non sbaglio mi sembra, e c'erano le iniziative e la cosa precipitò proprio in quei giorni, per cui io mi ricordo era un sabato, era un venerdì o un sabato, non mi ricordo, un fine settimana tra fine agosto e primi settembre, quindi ero qui proprio quando si iniziò insomma a ragionare di queste tematiche, e la preoccupazione che dentro il quadro complessivo descritto, le criticità storiche, i perché, le perdite, i debiti, come mai, da una parte un grande sostegno, perché non si può dire, no, che questa azienda non abbia uno straordinario sostegno pubblico, no? È un soggetto privato che invece fa. Comunque, detto questo, non ci ritorniamo, ne abbiamo parlato anche l'altra sera a Badia, allora, la preoccupazione che segnalavo, diciamo, no, è quella di attenzione, perché ora entriamo in una fase, ma chi fa sindacato poi lo sa meglio di me, lo può testimoniare meglio di me, diciamo, che è più complicata nella gestione delle crisi, no? Perché quando entriamo dentro una procedura fallimentare è chiaro, entra in campo un impianto normativo che ha delle rigidità particolarmente rilevanti, insomma, no? Non siamo più nella gestione di un tavolo di crisi ordinario, no? che già ha le sue difficoltà, e tante vicende purtroppo in questi anni ce lo hanno insegnato, ma quando entri in un regime fallimentare, entrano in campo dei soggetti, il curatore fallimentare, il tribunale, che chiaramente rispondono alle leggi e rispondono, diciamo, agli obiettivi che le leggi impongono, diciamo, a questi soggetti, e che questi soggetti sono tenuti in qualche modo a rispettare. E quindi questo rende più complicato, perché insomma è chiaro, no? Giustamente veniva detto prima, Paola, Tiziano, altri, la preoccupazione sulla base d'asta che ha, no? È chiaro che qui c'è un incastro delicatissimo, no? Perché qui non c'è solo una procedura fallimentare, c'è una procedura fallimentare che si incastra con una procedura di concordato, e rispetto al quale, diciamo, il concordato sta in piedi siccome il concordato è fatto con una serie di cifre che stanno, diciamo, negli specchietti che si fanno in questi casi, se e solo se, diciamo, queste cifre vengano mantenute, altrimenti salta che concordato, e dal concordato si passa a una procedura fallimentare. La procedura fallimentare, ci veniva ricordato prima, può innescare meccanismi, lo ricordava Tiziano, che possono dilazionare e creare una situazione ulteriormente drammatica, diciamo, perché possono rompere, diciamo, il filo della continuità produttiva. Allora, questo è il nodo di fondo, insomma, no? Per cui la difficoltà dov'è? Che bisognerebbe trovarlo, dico ora per capirsi tra noi, cioè un imprenditore che paga tutti i debiti, che prende tutti i lavoratori, cioè, insomma, nel senso, è vero che ci sono tantissime opportunità, il calore, il credito d'imposta e così via, ma insomma è una fase di crisi anche in generale, non solo per Floramiasa, no? E quindi non è semplicissimo, diciamo, individuare, diciamo, imprenditori che abbiano questo tipo di disponibilità. C'è interesse, questo è vero, l'hanno detto tutti, lo confermo anch'io, c'è molto interesse, però dall'interesse a passare, diciamo, a un'offerta ancora c'è, io credo, un po' di distanza, insomma, da questo punto di vista. Che fare, no? Ci veniva richiamato prima anche allora, è chiaro che le istituzioni, parlo delle istituzioni elettive, in questa fase hanno un ruolo di accompagnamento, perché non hanno un potere decisionale. Il potere decisionale sta nelle mani del curatore, del commissario, del tribunale, no? che chiaramente sono istituzioni che hanno, come dire, che rispondono a leggi, diciamo, no? E quindi quello che secondo me si può fare, diciamo, è cercare di utilizzare nei prossimi giorni tutti i canali possibili per cercare di sollecitare queste autorità a utilizzare tutti i margini di flessibilità e di elasticità che la legge consente, perché bisogna stare dentro i paletti della legge, per cercare di costruire una base d'asta che sia la più appetibile possibile. Io credo che questo, diciamo, il tavolo, insomma, le questioni le ha fatte emergere, sappiamo che il curatore, io non lo conosco da questo punto di vista, però non ci ho interloquito approfonditamente, ma insomma avete giustamente detto che c'è una sensibilità, insomma, no? Chiaramente poi lui deve rispondere delle regole, se no ne risponde e quindi il tema è delicato, insomma, no? Però io credo che far sì che in virtù di un tema di
di interesse generale, di interesse pubblico, la tutela del lavoro, le condizioni sociali di un territorio, insomma, e così via, si faccia il massimo possibile. Che io credo che da qui fino a che non uscirà il bando, utilizziamo tutti, istituzioni, noi, regione, parlamentari, il sindacato con le sue azioni, insomma, e così via, per dire, oh, facciamo davvero tutto il possibile, studiamole tutte perché ci sia un po' di elasticità che consente, diciamo, di avere un bando che sia il più attrattivo possibile, ripeto, rispettando il quadro normativo, insomma, ci mancherebbe e le compatibilità, diciamo, ci mancherebbe altro. Però ecco, su questo secondo me proviamoci, ecco, non è detto, perché ripeto, le rigidità anche di natura formali sono molte e dettate anche dalle procedure particolari in cui ci troviamo, ma credo che quantomeno uno sforzo in questa direzione anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni, diciamo, vada fatto per vedere, perché insomma a volte approfondendosi si trovano anche soluzioni, si guardano altre esperienze, insomma si possano, come dire, trovare tutti i meccanismi, diciamo, che vadano nella direzione anche della tutela del polo produttivo e dell'occupazione. Quindi questo secondo me è l'impegno nella fase contingente, diciamo, da portare avanti ognuno con i suoi strumenti e con i suoi canali. La seconda questione, l'ha già detta Stefano, insomma, quindi non la risottolineo brevemente, ma ecco, c'è questo tema del riconoscimento dello stato di crisi, che è un dato importante perché insomma, può consentire di agire su più fronti, insomma, la premialità, cioè, e ha ragione Stefano quando dice può essere un elemento che in questo caso le istituzioni hanno agito concretamente, non possono intervenire all'interno della vicenda, possono provare a costruire le condizioni esterne per agevolarla, che può sollecitare in positivo un soggetto dall'esterno a venire in questo territorio, no? Perché ci sono delle riserve nei bandi regionali che vengono riservate alle aree di crisi complessa o di crisi semplice. Teniamo conto che l'Amiata, in questo caso fortuna nella sfortuna, ecco, mettiamola così, è stata la prima area ad essere individuata dalla regione Toscana come area di crisi semplice, no? Noi lavoravamo sostanzialmente sulle 3 grandi aree di crisi complessa della costa, no? Piombino, Livorno e Massa. Quindi questo è anche un segnale di attenzione all'Amiata senese e grossetana. Quindi riserve sui bandi, agevolazioni, diciamo, punteggi, diciamo, risorse su bandi che riguardano gli incentivi all'occupazione, gli LPU, lavori di pubblica utilità, quindi c'è una gamma di opportunità che si può aprire. Il secondo aspetto, c'è l'impegno a costruire un protocollo, diciamo, che definisca anche obiettivi di natura strategica per lo sviluppo del territorio. Il terzo è che dovrebbe partire, diciamo, un percorso, perché l'area di crisi semplice non prevede interventi solo della regione. In realtà la dichiarazione di area di crisi semplice la fa semmai il governo, non so, il Ministero dello Sviluppo Economico, e prevede anche dei meccanismi di incentivazione e di agevolazione di livello nazionale. Allora, io credo che su questo, lo dico a Fabrizio, cerchiamo di spingere un po' tutte le strutture anche tecniche e burocratiche della regione a fare presto. Io ho anche sollecitato gli uffici della Presidenza 2 giorni fa nel cercare di accelerare. So che stanno già lavorando per i prossimi giorni ad integrare alcuni bandi che dovrebbero uscire già nelle prossime settimane, dovrebbero prevedere già la riserva per l'Amiata. Vediamo se si fa partire il tavolo per il protocollo, insomma, se si definisce anche una programmazione di quali sono i bandi sui quali l'Amiata viene in qualche modo considerata e richiamata, e vediamo che la regione faccia partire anche il percorso verso il governo nazionale, perché questo può aprire in prospettiva anche nuovi scenari. Ecco, quindi qui cerchiamo un po' di stringere i tempi, di avere una relazione stretta, diciamo, tra la regione, le istituzioni del territorio, anche le parti sociali se necessario, perché io credo che questo sia un tema che non riguarda solo la relazione tra istituzioni, riguarda anche le parti sociali, le organizzazioni sindacali, il mondo economico, insomma, che devono un po' anche condividere poi gli impianti, gli strumenti e così via. Su questo noi, per quello che si può fare, continuiamo a dare una mano, ecco, sia sulla vicenda specifica, nel senso che dicevo prima, sia sulla vicenda più generale, diciamo, che riguarda la vicenda di Flora Amiata, ma riguarda anche altre
crisi aziendale purtroppo già consumatesi in senso negativo, nuova Rivart, o che possono essere in corso, diciamo, purtroppo di svolgimento sui due versanti dell'Aniata, ecco, quindi anche la partita più generale dell'area di crisi ha un rilievo per Florianiata, ma non solo, diciamo, per Florianiata, anche per tante altre situazioni. Grazie.